bentrovati, buon mercoledì a tutti. Allora, tanto un bel saluto a tutti gli amici e le amiche di Tutto Noi. Oggi giornata impegnativa, però l'impegno va sempre poi ripagato da tutto ciò che è lo show, lo spettacolo. Allora, come voi ben sapete, in quanto oggi mercoledì abbiamo un doppio impegno qui su TRC per quanto riguarda lo show. Intanto vi do l'appuntamento per questa sera, perché questa sera avremo un ritorno in televisione di un personaggio che ha veramente fatto la storia della musica popolare e folk negli anni 60 e negli anni 70. Lui è stato un big, pensate a Canzonissima, ha fatto un sacco di Sanremo, beh, devo dire la verità, ha anche fatto una grande sigla che in un programma Rai sportivo ha avuto un successo esagerato. Lui è l'inventore e diciamo colui che ha iniziato la scuola del cabaret in musica, quindi questa sera, che ci crediate o no, faremo un esperimento pazzesco e mi divertirà tantissimo ragionare con lui, perché ha una valanga di storie da raccontare, 40 anni di carriera, e dalla Puglia ci verrà a trovare questa sera in diretta alle 21:15 Tony Sant'Agata, wow, ragazzi. Sì. Questa sera abbiamo il buon Tony che ha deciso di accettare l'invito e insomma poi sarà anche bello ragionare con lui, sentire le mitiche canzoni sue che comunque sembra il repertorio popolare, ma in realtà lui ne è l'autore. Allora, in contrappunto, visto e considerato che lui è stato un precursore del cabaret musicale, oggi ho deciso di invitare dei miei amici musicisti che fondamentalmente fanno della buona musica, ma anche del costume, del modo di porsi sul palco durante le loro performance, anche del cabaret un loro punto di forza. Cabaret, o quantomeno un modo di presentarsi sul palco sicuramente non banale. Ma il tutto parte già dal titolo, perché questo gruppo qua si chiama I Sapone Intimo. Ora, da qui potremmo iniziare tutta una serie di roba, però musicalmente, soprattutto come testi, loro sono particolarmente ironici, a volte hanno anche qualche scivolata, però raccontano delle cose particolarmente vere, e tra l'altro oggi per una serie di motivi hanno deciso di vestirsi da carnevale, che ormai le belle che è passato, però questo fa parte del loro gioco, del fatto che vogliono sempre distinguersi. Ecco perché, che ci crediate o no, con me ci sarà allo show la band dei Sapone Intimo. Eccoli qua, guarda che roba. Arlecchino con la cotta di maglia, Capitano Uncino e il carcerato, ci manca Zorro e l'astronauta e Superman, abbiamo fatto filotto. Allora, ci danno un antipasto adesso di quello che accadrà allo show, quindi oggi, per quello che ho detto, giornata impegnativa, però seguitevi perché la puntata avrà dei colpi di scena stratosferici. Allora, visto che è mattino, diamo un senso a tutto ciò, che cosa ci cantate? Partiamo con Vomito. Perfetto, all'estero riconosciuta bravo, come Rigurgito, in realtà invece vabbè, il titolo è un po' così e poi racconta di una serie di cose. Ascoltate anche proprio il loro rock, che è molto particolare. Andiamo, musica. E mi riempi come un tacchino che poi verrà trucidato a Natale per soddisfare la tua ingordigia che non ha fine e mai finirà, per soddisfare la tua ingordigia, per soddisfare la tua stupidità. Io vomito tutto quello che ho, vomito e vomito tutto quello che ho. Io vomito. Che poi verrà affettato a Natale per soddisfare la tua ingordigia che non ha fine e mai finirà, per soddisfare la tua ingordigia, per soddisfare la tua stupidità. Io vomito tutto quello che ho.
vomito, vomito, e vomito tutto quello che ho. Io vomito, vomito. Vomiterò, vomiterò, vomiterò. Sì, esploderai, esploderai, esploderai. Sì, esploderai. Attenzione perché sono particolarmente bravi, sono curiosi, basta solo capire la lirica di questo testo che ha 1000 versioni, cioè non pensate solo che sia una versione alimentare, ma c'è anche molto di più sull'arricchimento, insomma, comunque sono da ascoltare e da seguire, poi magari ci raccontano che cosa combinano nei live. Allora, quindi il doppio appuntamento è questo qua, fra poco sarò con il sapone intimo, così avrò anche una particolare igiene televisiva da proporvi, in più ovviamente questa sera alle 21:15 avremo Tony Sant'Agata, il grande ritorno in Emilia Romagna, in diretta in TV, quindi insomma vi potrete sbizzarrire con i vostri sms, con i TV selfie, con le mail, soprattutto tutto dal vivo questa sera e tutto in diretta, perciò vi aspetto qui fra pochissimo.